Buongiorno a tutti ragazzi, anche se presto, comunque nella nottata ragazzi ci sono state tre scosse. Quindi per chi non lo sapesse ragazzi, diciamo che la nottata forse o non, la gente non se ne è accorta, oppure non ci sta nessuna notizia sui giornali, oppure su internet, però posso garantirvi che dopo una scossa di magnitudo 4.4 all'Aquila ragazzi, poi ce ne sono state altre tre, quindi vi dico pure gli orari. È stata alle 22:39 di magnitudo 2.6, quindi andiamo a vedere la profondità, 12 km di profondità. Poi c'è stata un'altra di 2.3 alle 22:40 ragazzi, vediamo la profondità 13 km, quindi più o meno sempre la stessa parte ragazzi. Poi ci è stato una alle, diciamo stamattina alle 00:32, quindi già nella giornata di oggi. Questa è stata a 15 km, quindi di magnitudo 2. È sempre la stessa parte comunque ragazzi, sempre 4-5 km sud-ovest da Balsorano a Aquila, quindi è sempre quella faglia lì in effetti, perché quella di 4.4 era a 5 km sud-est Balsorano, quindi è la stessa scossa ragazzi. Quindi dopo la famosa scossa di ieri sera di 4.4 ce ne sono state altre 3 stanotte. Non so se adesso la gente le ha sentite oppure no, ho controllato, pare che nessuno sappia nulla. Comunque sono andato sia sull'INGV che l'SMC a controllare le scosse, poi mi sono arrivate sul mio, quello lì personale che ho io installato, che ho comprato, quindi in effetti le scosse sono 3 dopo quella di 4.4, quindi ho controllato a tutte e tre le parti ed è reale a tutte e tre, quindi lo stesso radio, la stessa magnitudo, la stessa profondità, quindi non so perché ancora non lo riportino, però ci sono state. Quindi ripeto, ragazzi, dopo quelle di 4.4 c'è stata 2.6, 22.39, poi 2.3, 22.40 e poi passata la mezzanotte, a mezzanotte e 20 minuti, quella più intensa di magnitudo 3.5, che è a 3 km da sud-est di Bassorano, quindi questa è quella sì che è stata un po' più forte in effetti rispetto, non ha superato come aveva detto l'INGV la scossa principale di 4.4, ma comunque c'è stata ragazzi. Comunque continuerò ad aggiornare la situazione, anche perché ho visto che su internet ho provato a fare varie ricerche, ragazzi, non ci sta proprio nulla. In effetti ho trovato le notizie di ieri sera, il fatto della scuola chiusa, il fatto diciamo, del terremoto e basta, quindi solo questa qui mi dice. Il terremoto in Abruzzo della scorsa avvertito da Roma a Napoli, il sisma avvertito, sì, sempre questa, diciamo qua. Le scuole chiuse il 18 novembre, al finale ragazzi sempre la stessa forte scossa di nuovo ragazzi non ci sta proprio nulla, quindi potete anche andare a controllare, quindi è tutta roba già diciamo abbastanza vecchia, diciamo così tanto per dire, quindi di nuovo perlomeno non ci sta nulla, sta solo quello di 4.4. No, eccolo qua. Già un giornale porta nuova scossa di 3.5, però ha omesso quelle lì, diciamo che avevo detto io, quindi una sola parte adesso lo riporto. Però tutte quante sono più o meno a 10-12 ore fa, quindi quando è successa la scossa. Vabbè ragazzi, comunque vi terrò aggiornati, quindi dopo quella di 4.4 ne sono seguite nella notte altre 3, di cui la più forte è stata di 3.5. Quindi, come sempre ragazzi, io vi terrò aggiornati, fate massima attenzione come avete fatto stanotte. Non lo so, te lo posso dire perché guarda, c'ho
come si dice, l'INGV aperto dei terremoti, quindi te lo posso dire. Allora, c'è stato, allora, no, Basso Rano, basso, sì, magnitudo 3.2, grazie, a Costa Calabra, sì, sì, eccolo qui, l'ho trovato, sì, alle 23:45, grazie, quindi 3,2, però è stata a 231 km, quindi profondissimo, capì? È successo Costa Calabra nord occidentale, a Cosenza più o meno. Però è stato molto profondo, è avvenuto in mare comunque. Sì, Barcellona, Codenzo, Frosinone, confine con la Juve, queste qua già le abbiamo viste ieri sera, quindi sì, in effetti magnitudo 3,2 Costa Calabra, diciamo di fronte Cosenza in effetti. Comunque, diciamo che questa faglia sta tremando ancora, ragazzi, quindi speriamo bene che la smetta. Perché 1, 2, 3,5, no, 3,5, poi 2,3 e 2,6, quindi queste sono le tre scosse dopo quella di 4,4. Poi voglio vedere un attimo una cosa, se vado al di sotto delle magnitudo tutte, voglio dire, che mi dice? Voglio vedere Bassolano se mi dà qualche cosa. Sì, sì, ragazzi, sì, sì, ce ne stanno un sacco, ragazzi. Sì, 1,4, 1,1, 1,4, 1,4, 1,6. Sì, ragazzi, c'è sta proprio un, come si dice, ragazzi, in gergo, una scia proprio di terremoti, in effetti. Basso 0,5, 0,9. Sì, sì, in effetti c'è sta proprio questa scia di terremoti. Quindi stanotte ragazzi si sono alternati perché adesso io da qui di solito vedo le magnitudo dalla 2 in poi, quindi ho visto tre scosse di stanotte e diciamo da 2 punti in avanti, però se vado ad mettere tutte le scosse mi dà pure quelle a bassa magnitudo. E quindi sto scoprendo, ragazzi, che in effetti c'è stata proprio una scia cosmica, delle scosse, proprio no, pazzesco, però abbastanza 1,4, 1,2, 0,9, cioè molto uno dietro l'altro poi, Bassorano, 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 cioè c'è stata proprio una sequenza sismica. Sì, sì, c'è stato il sciame sismico, grazie, perché ne leggo, io avevo visto solo quelle là di magnitudo 2, ho detto no, avevo messo in GV, però lì ti dà dalla 2 in poi. E ne ho viste 3, poi adesso mi è venuto a mente che qua puoi anche fare, diciamo, la ricerca con tutte le scosse, cioè anche quelle inferiori alla 2. E sto scoprendo che ci sta uno sciame sismico non indifferente. In effetti, come sta la situazione, c'erano state almeno 70-80 scosse da come sto leggendo, più o meno è così. Sì, sì. 19,47 di ieri, 1,1, sto alla seconda pagina ed esce sempre Bassorano, Bassorano. 19,33 Bassorano, 1,4, 1,2, 1,9, 1,1, quindi sì, sì. C'è proprio ragazzi uno sciame sismico esageratissimo come ed eccola qua. Quindi ho trovato poi quello di 4.4 alle 18:35. Diciamo ragazzi che voglio vedere prima. Ah, ecco qui, ci sta una cosa. Già avevo iniziato prima della scossa quella di 4.4, quindi già alle 17 e 18, no, 17 e 25 aveva incominciato con una scossa di 1,3. Poi subito dopo, 18:35, ha fatto quella là più forte. Fammi andare alla pagina 4 per Sfizio, vedete se trovo Bassolano. Sì, ancora ci sta alle 11:37 della mattina. 10:20, sì ragazzi, qua purtroppo come sempre dico, occultano come dico sempre. In effetti ragazzi
già alle 4 dell'altro ieri, già a Bassolano ci stava questo sciame sismico di bassa intensità, diciamo, quindi nessuno ha detto nulla come sempre, quindi già io sto alla pagina 4 di INGV e ho letto tutte Bassolano, Bassolano, è sempre la stessa parte, 4 km sempre lo stesso dove è avvenuto quello di 4.4, quindi era un sciame sismico, poi ha fatto una scossa forte, poi ha fatto un'altra scossa di 3.5 e poi sta continuando lo sciame sismico in effetti, quindi la gente non se ne accorge perché purtroppo tipo 1, 0,9, 1,4, cioè non è percepibile più o meno dalla popolazione, forse gli animali sì, ma l'uomo no. Quindi 1,4, pure se sta a 14 km, non può essere ascoltata. Quindi diciamo che sono 2 giorni che sta tremando la terra lì, quindi andando a vedere indietro, vediamo che a questo basso rano, Aquila, c'è stata una, cioè, ecco qua, 11, 7, 4 e 39, 2.5, quindi pure c'è stata una. Sì, sì, grazie. Già c'era, allora, già ci stava questo sciame sismico prima del terremoto, quello forte. Però purtroppo, come diciamo sempre noi ragazzi, nessuno mi ha detto nulla perché io sto guardando. Oggi quando ne abbiamo? Allora, oggi ne abbiamo 11, sì. Qua si parla, io sto parlando ragazzi del giorno 7. Io sto al giorno 7, ma alla quarta pagina di in GV. E già dal giorno 7, oggi ne abbiamo 7, 8, 9, 10, 11. 4 giorni fa già si stava questo sciame sismico di cui nessuno ha parlato. Di solito quando lo dico io, poi dicono che Giuseppe, vabbè, ma quello poi la terra trema sempre, mi dicono. Mica ti puoi mettere a dire tutti i terremoti. Di solito così mi dicono a me quando dico ai ragazzi sciame sismico. Però vedi, a volte è buono quando io lo dico, in effetti, quindi già ci stava. Potete andare anche voi, ragazzi, su INGV. Voi aprite lì, ultimi 7 giorni, ci sta magnitudo tutte e magnitudo da 2 in poi. Voi dovete scrivere tutte. Dovete fare stop opzione e poi vi renderete conto che sto dicendo la verità. Non è che mi metto a dire tanto per dire, per fare il video, cose. No, no, non ci pensate proprio. Quindi se non ci stava più nulla, chiudevo sto video e basta. Quindi. Diciamo ragazzi che è incominciato esattamente, voglio vedere proprio esattamente quando. Ah, eccolo qui. È incominciato il giorno 7 questo sciame sismico, ragazzi, quindi già sono. Sì, sì, ho controllato, sì, sì. Per il momento, grazie a lì, non ci sta nulla di che, quindi è rimasto immutato la situazione, né peggiorata né migliorata, è sempre uguale, quindi non c'è nulla di né i campi flegrei né lo so, io vado sempre a vedere, quindi è inutile che faccia il video a volte se la situazione sta stabile non faccio nessun video, quindi non dico ragazzi è stabile, no. Se invece vedo che migliora o peggiora, allora lo faccio il video. Quindi posso dire sta migliorando la situazione al Vesuvio oppure sta peggiorando, quindi però se è sempre lo stesso non dico nulla. Quindi ragazzi, in effetti qui è incominciato il 7 alle 1:13 della mattina con una magnitudo di 2.8 e da qui è iniziato proprio uno sciame sismico esagerato. Ho detto saranno 70-80 scosse fino al giorno 11, cioè in 4 giorni c'è stato uno sciame sismico di un'ottantina di terremoti più o meno. Quindi molti, molti, la maggior parte non percettibili all'uomo, quindi parliamo di 1,4, 1,5, quindi sono poche le scosse che sono 4-5 quelle più rilevanti, diciamo 2.8, 2, e poi c'è stata quella di ieri di 4.4. Ciao Marco, un buongiorno pure a te. Quindi ragazzi, dal giorno 7 fino al giorno 11 già c'era stato un preavviso di questa scossa, in effetti però quando ci stanno tutte queste micro scosse, come le chiamo io, scosse piccoline, nessuno dà importanza, diciamo giustamente, la terra trema, che qualcuno mi scrisse una volta, Giuseppe, vabbè, ma quella
Sì, è una faglia nuova, Marco, dice, ma è una cosa normale, la terra trema tutti i giorni, mica ti puoi mettere... Ma sì, guarda, grazie, ha visto, alla fine avevano ragione, in effetti nella notte poi ci sono state tre scosse, diciamo, passati da sulla magnitudo 2 e altre che non ha riportato, a meno che non vai a prendere l'opzione, tutte le magnitudo. In effetti, se metti così escono un sacco di terremoti, quindi sapevano già che succedeva, quindi hanno detto, vabbè, tuteliamoci, diciamo che nella notte può succedere che possa fare una scossa diciamo più forte. Quindi diciamo si sono un po' tutelati. Dopo dice: Ma come voi lo sapevate? Non avete detto nulla. E quindi si sono tutelati dicendo: Può capitare che ci possa essere una scossa più forte, quindi più impegnativa. Quindi diciamo che si sono protetti il sederino proprio per giustamente questo è il loro compito di tutelare le persone. Quindi hanno visto che qua la faglia è nuova, come si dice, è instabile e quindi non sanno come comportarsi, quindi dicono così, così ci togliamo il pensiero, sanno che può succedere e buonanotte, e così hanno fatto a finale. Quindi a parte le microscosse, come le chiamo io, 1.4, 1.8, comunque ci sono state. Quindi dopo queste qua di ieri e le altre 3-4 di magnitudo superiore alla 2, in 4 giorni ragazzi qua si parla di un'ottantina di terremoti, se vogliamo contare pure 1.4, 1.5, 1.8, 0.9. Allora, qua non ci troviamo più di fronte a quattro scosse, ma ci troviamo di fronte in 4 giorni a un'ottantina di terremoti, se non di più, eh. Io ho fatto a occhio e croce, ma saranno di più sicuramente. Quindi ci stanno 4 pagine di INGV, calcoliamo che ogni pagina che mi fa vedere sono più o meno 30. Sì, in effetti va a 30 alla volta, sì. Sono 120, la maggior parte è tutto bassolano, sì, saranno 70-80 scosse minimo. Ah, no, sto alla pagina 5, ragazzi, sì, sì. Allora, 5 per 150 scosse, una metà erano tutte minimo. Quindi potete andare su INGV e mettere, ci sta primo fuso orario Italia, ultimi 7 giorni, magnitudo, qui potete scegliere l'opzione tutte magnitudo 2 più, magnitudo più 3. Voi dovete mettere magnitudo tutte, così vedete tutte le scosse che... Io sto alla pagina 5, in effetti, avevo sbagliato pure a calcolare, quindi ogni pagina ti fa vedere 3, quindi 3 per 650 scosse che io ho letto, di cui la metà ragazzi è Balsorano. Come ho detto, dal giorno 3 dal giorno 7 è incominciata questa sequenza sciame sismico, quindi questa sequenza di scosse. Quindi al finale, secondo me, pensavano anche loro, forse come a volte succede, sono scosse così normali, nulla di che, non succede nulla, però poi alla fine c'è stata la scossa più grande, quindi fortunatamente non è stata di proporzioni più grandi, anche perché pur essendo di 4.4, ricordiamo che diciamo, la profondità era pochissima, 15 km, quindi si è sentita fino a Napoli, pensate un po'. Addirittura qualcuno dice pure in provincia di Avellino, quindi tanto per dire che è stata sentita, quindi a Salerno non l'ho sentita, la verità, nessuno l'ho sentito su Facebook, su Twitter, Instagram, però 4.4 a 15 km, la profondità è pochissima, quindi può capitare che fino a Napoli si sia sentita. Diciamo, a Napoli non è che hanno sentito proprio la terra ballare, però hanno sentito tipo muoversi i lampadari, queste cose qua, e hanno detto che sta succedendo, quindi mentre dove è successo, là lì hanno ballato un pochino, diciamo. Vabbè ragazzi, io vi aggiornerò man mano, oggi pomeriggio vediamo come sta la situazione. Quindi fin stanotte c'è stato uno sciame sismico
3 scosse superiori alla 2, di cui una di 3,5, quindi pure questa qua un pochino, penso che lì l'avranno sentita ragazzi, quindi. E poi c'è stato sto sciame sismico da 4 giorni già, quindi si pensavano forse che era solo un po' di bradismo, sciame, uno sciame sismico leggero, mai a pensiero che fosse una nuova faglia e che potesse generare un terremoto di 4,4. Questa è stata, in effetti, come sempre, forse hanno sottovalutato un po' la situazione pensando che erano normale, perché se ragazzi, se mettiamo tutti i giorni il sensore, noteremo che la Terra vibra ogni giorno, quindi 0,4, 0,5, quindi diciamo che la Terra trema tutti i giorni, anche se la maggior parte delle scosse non sono percettibili da noi, quindi però ci sono. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo faccio un aggiornamento più tardi verso mezzogiorno, l'una, e vediamo se è cambiato qualche cosa sull'IncV, sull'SMC e sul mio, quindi confrontiamo tutti e tre, perlomeno così sappiamo che è pura verità. In effetti io questo ho fatto, SMC, quello americano, quello italiano e quello personale mio che ho comprato su, diciamo, sul cellulare, quindi tutte e tre dicono la stessa cosa, quindi le scosse sono queste qua, gli orari sono gli stessi, quindi tutte e tre dicono la verità, quindi è vero sicuramente al 1000 per 1000. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo.